Allora, dobbiamo parlare anche dell'aumento delle materie prime, poi dopo ritorneremo, tempo permettendo, sul decreto sostegni bis ed eventuali altre novità che ci possono essere. Un attimo solo che leggo un messaggio. Se devo fare la domanda tramite la vostra associazione, quanto mi costerebbe? Grazie. Cioè, dipende dalla complessità della domanda, chiaramente, quindi in base alla complessità poi vi è la spesa, insomma, sostanzialmente, generalmente, siccome è una domanda fatturabile, quindi con fattura regolare, eccetera, la domanda varia dai 70 ai 80 100 euro, dopo, ripeto, dipende dalla complessità anche della domanda, perché poi se è una domanda se è un'azienda che fa un fatturato da 30-40 mila euro è un qualcosa, se è un'azienda che fa fatturati magari di qualche milione di euro probabilmente è un'altra cosa, e quindi rispetto, vuol dire, alla tipologia della domanda, alla difficoltà della domanda, chiaramente vi è anche un costo, ma il costo dell'associazione è proprio un costo vivo per fare la pratica e per presentare in maniera corretta tutta la documentazione che serve. Bisogna essere iscritti? Assolutamente no, nel senso che abbiamo molti nostri clienti e non sono soci, vengono i nostri clienti, vengono alla nostra organizzazione per fare tutta una serie di domande, ma non solo per quanto riguarda il decreto ristori, ma anche per quanto riguarda tutta una serie di altre tipologie di domande, sia per quanto riguarda i servizi alle persone, sia per quanto riguarda i servizi alle imprese specifiche per le aziende agricole, quindi la nostra organizzazione è aperta e laica e quindi non c'è problema su questo. Ecco, lì prima c'è anche un altro messaggio. Caro Antonini, lo so che state facendo un grande lavoro, ma questi benedetti cinghiali vogliamo sterminarli o portarli da qualche altra parte? Ci ha buttato a bomba sui cinghiali. Beh, il nostro telespettatore ha perfettamente ragione. Noi abbiamo fatto iniziative come organizzazione, il nostro telespettatore, se anche il nostro associato, lo sa perfettamente. Noi cerchiamo di modificare la 157 del 92, che è la norma che regola la cattura anche di cinghiali anche sulle aree protette, nel caso nostro nei Colli Ugani, ma oggi il problema dei cinghiali non è solo un problema dei Colli Ugani, ma è un problema anche della bassa padovana. Quindi per primo va modificata quella legge. Perché va modificata? Perché è una legge che è nata come salvaguardia della fauna selvatica. Oggi non c'è più la necessità di salvaguardare la fauna, c'è oggi la sostenibilità della fauna selvatica, e quindi la fauna è un altro elemento importante del sistema agricolo, ma però deve essere, voglio dire, utilizzata in maniera corretta, cioè non possiamo avere numeri esorbitanti di cinghiali in alcune aree che creano grossi problemi oggi per l'agricoltura, ma anche per il settore complessivo anche idrogeologico, perché anche i cinghiali raspando nei colli ed altro creano grossissimi danni per tutti. Quindi oggi vi è la necessità assoluta della modifica della 157, che è una modifica naturalmente del Ministero, e quindi dobbiamo andare a Roma per modificare la 157. Su questo la Regione Veneto, nelle nostre dimostrazioni, ma su questo anche le altre organizzazioni, siamo tutti d'accordo, e quindi oggi vi è la necessità di fare questo. È una legge vecchia che aveva un suo senso e un suo perché 20 anni fa, oggi questo deve essere regolamentato. Detto questo però dobbiamo utilizzare gli elementi che ci dà la 157 per far sì della cattura dei cinghiali, e quindi oggi vi è la necessità del piano di controllo dei cinghiali, ma anche delle nutrie, perché anche le nutrie sono un altro elemento che dà molta criticità al nostro territorio. Basta parlare con qualche consorzio, con i nostri consorzi di bonifica, e loro ti dicono quanti danni oggi le nutrie stanno facendo nei canali e quanti danni stanno facendo nel nostro territorio. C'è un piano di controllo a livello regionale, lo dobbiamo attuare. Questo piano di controllo va attuato. Allora, quando si parla con la regione il problema è della provincia, quando si parla con la provincia il problema è della regione, quando parliamo della regione il problema poi dipende dalla provincia e quant'altro, poi uno si gira, sì, ma i problemi poi rimangono a chi? A chi oggi lavora i campi e chi oggi sono nei territori, quindi gli agricoltori. Quindi oggi chiediamo alla regione un tavolo di concertazione con tutti gli attori, quindi la provincia in primis, per dare una risposta concreta al SEL controllori per l'attività di controllo dei cinghiali e anche delle nutrie. Lo abbiamo fatto come organizzazioni. La prossima settimana
ci sarà questo incontro, speriamo che da questo incontro ci sia anche una risposta concreta per dare concretezza poi alle difficoltà che il sistema agricolo e soprattutto gli agricoltori oggi Quindi hanno. deve essere un'attività un po' più intensa, più a tappeto, più frequente, perché già ce ne sono. Ma deve essere organizzato, deve essere un'attività organizzata. Costante. Deve essere un'attività organizzata. Chi fa cosa, in maniera tale che non ci siano poi, ma l'avevo detto io, ma c'è scritto questo, ma poi, perché poi non esiste. Il poi sono migliaia di cinghiali che abbiamo, non sappiamo nemmeno quanti sono, sappiamo però quanti danni che oggi stanno creando a tutto il territorio. Oggi sono i cinghiali, poi ci sono le nutrie, per non parlare dei lupi e per non parlare poi anche dei orsi ed altro. Quindi per questo dico che oggi vi è la necessità della modifica della 157, in maniera importante, non in maniera cacciatoria per carità, ma in maniera importante. Dobbiamo dare la sostenibilità su tutto quanto questo. Le coperture assicurative prevedono anche il risarcimento in caso di tutti questi danni provocati dai cinghiali, quant'altro, o no? Abbiamo provato con alcune compagnie assicurative, ma non c'è un'assicurazione specifica, c'è un contributo che viene dato da parte della Regione Veneto per quanto riguarda i danni che questi provocano, ma lei sa quanto, fatto 100, quanto contributo che le nostre aziende prendono? Il 10%, e quindi siccome si sono anche stancati di fare le domande per prendere qualche migliaia di euro su danni di decine e decine di migliaia di euro, perché poi il fondo è quello, di più di quello la Regione non può intervenire perché comunque sarebbe un fondo molto, molto costoso, e quindi oggi la difficoltà che noi abbiamo sono proprio questo. Resta questa. Allora, anche la questione dell'aumento, qua c'è un altro messaggio, ogni volta che voglio introdurre il tema non riesco. Sapete quante volte avrei voluto mollare tutto e fare l'agricoltore, ma è possibile ancora oggi fare questo lavoro improprio e guadagnare per una vita dignitosa? Se ci fosse il Presidente direbbe di no. Guardi Elena, cioè, noi oggi fare l'agricoltore è un bellissimo lavoro, ma ci vuole tantissima passione. Ma come tutti tanti altri lavori, quindi se c'è quella passione e c'è quella voglia, fare l'agricoltore oggi è un elemento veramente importante che ti cresce anche culturalmente, non solo perché siamo sempre a contatto con la natura, ma perché oggi noi siamo quelli che tutelano l'ambiente, tutelano il territorio e garantiamo, e ci siamo accorti in questo periodo di lockdown, garantiamo cibo sano ai nostri consumatori, cibo sano ai nostri concittadini, e questo è un grande aspetto importante degli agricoltori. Chiaramente su questo ci deve essere anche la redditività, perché poi tutto passa se c'è un minimo di reddito che dà la possibilità agli agricoltori di rimanere in quel territorio, di fare ambiente, di coltivare quel territorio, di fare paesaggio, ma anche di produrre in maniera sana e produrre in maniera concreta. Lei però prima accennava, ha detto lo riprendiamo dopo, mi sa che stavolta non riusciamo a prenderlo, però qua entra a pennello il discorso della burocrazia, che poi c'è tanta burocrazia che non rende il lavoro dell'agricoltore libero come potrebbe essere, no? Sì, ma la burocrazia è un problema dell'Italia, è un problema di tutti i settori. Se noi andiamo su tutti i settori oggi il problema della burocrazia è questo, e quindi sul Recovery Fund dare la possibilità di intervenire per sburocratizzare, per digitalizzare, per utilizzare sempre più sistemi informatici, penso che questo sia l'altro elemento importante che noi oggi dobbiamo cambiare passo, perché la digitalizzazione è l'altro aspetto, e l'informatizzazione è l'altro aspetto importante che ci può portare l'agricoltura in quei settori, in quel livello alto, di ridurre la burocrazia e dare la possibilità ai nostri agricoltori di fare realmente gli agricoltori e non spendere 100 giorni all'anno per portare le carte nei nostri uffici o gestire la propria 100 giorni, mamma mia. Vabbè, costo delle materie prime, un'altra tematica molto interessante. Cosa sta succedendo anche in agricoltura? Cosa c'è dietro? Guardi, noi qui siamo molto arrabbiati. Noi siamo molto arrabbiati perché se da una parte vediamo che sempre di più vi è da parte dei consumatori l'esigenza, ma anche la volontà, anche il passaggio culturale di andare alla ricerca dei nostri prodotti anche nei supermercati, anche nella grande distribuzione, ma soprattutto venire anche nelle nostre aziende per acquistare i nostri prodotti. Oggi per alcuni nostri prodotti hanno avuto aumenti del 30% per produrre quel tipo di prodotto.
mi riferisco alla carne, mi riferisco al latte, quindi abbiamo prodotti importanti del nostro territorio che alle aziende agricole ha costato il 30% in più per produrre un chilo di carne o per produrre un litro di latte. Perché quando il litro di latte costa 35 centesimi, quando gli viene pagato all'agricoltore 35 centesimi, gli costa 39 centesimi, adesso il costo è anche aumentato, e quando un agricoltore che fa un allevamento di carne bovina oggi sta perdendo mediamente 150 euro a capo, avendo portato il bovino dall'età dei 2 mesi all'età dei 7-8 mesi o dopo il finissaggio. Questo è il punto, e quindi a questo punto la domanda che ci facciamo: quanto possiamo andare avanti ancora così? Perché perdite su perdite è un elemento di grande difficoltà, ma su tutto quanto il territorio, ma soprattutto anche per quanto riguarda il settore nostro agricolo. Ecco, la soia è aumentata, vero? Guardi, la soia è aumentata in maniera incredibile. L'anno scorso si pagava 35-40 euro a tonnellata, oggi si arriva anche ai 70 euro. E quindi, 70 euro, ecco, ma perché? Cioè, che cosa è successo? Beh, guardi, per quanto riguarda il settore proteico è aumentato di questo tipo, però il settore proteico, il mercato del settore delle proteine vegetali non è un mercato italiano, è un mercato che si fa a Chicago. Tradotto vuol dire che se la Cina chiede più prodotti loro, chiaramente il mercato non fa altro che domanda e offerta, più domanda c'è e più chiaramente l'offerta aumenta, e quindi in questo caso qua, nel momento in cui la Cina si accaparra tutta una serie di quintali e tonnellate di prodotti proteici, chiaramente quelli che rimangono hanno un valore alto, e quindi per questo motivo oggi il valore dei nostri prodotti è un valore estremamente alto e posso dire quasi insostenibile per le nostre aziende agricole. Infatti io qua ho i vostri dati che sono veramente spaventosi, perché abbiamo il mais che ha raggiunto i 30 euro al quintale, mentre tempo fa si attestava a 22 euro, quindi un aumento del 27%. Il mais, la soia appunto ha toccato quote di 53 euro al quintale, mentre costava 34, il cotone che serve per fornire grasso e olio alla razione praticamente, oltre alla fibra, è valutata a 40 euro al quintale, quindi raddoppiata praticamente, e poi la colza da 25-27 euro al quintale agli attuali 37 euro al quintale, quindi praticamente una media di 33-40% di aumento di materia prima. Senza possibilità di ritorno, cioè cos'è una speculazione anche in quest'ambito, speculazione a materie prime nel settore edilizia, costruzioni e quant'altro, che poi coinvolge tutte le filiere, adesso anche in agricoltura. Assolutamente, e poi qui guardi, bisogna sempre fare un po' di chiarezza, perché a qualcuno gli viene anche l'idea di dire vabbè, ma insomma il mais chi lo produce? Produce gli agricoltori, quindi sono gli agricoltori che prendono quel 27% in più che viene dichiarato alla non è mica proprio così, perché gli agricoltori il mais, per fare l'esempio del mais, ma poi si potrebbe fare l'esempio di tutto, vendono il loro prodotto a settembre, cioè nella raccolta vendono il prodotto, adesso però siamo a giugno dell'anno dopo, e quindi chiaramente quei soldi là non li prendono i nostri agricoltori, che sia ben chiaro, quei soldi là vengono spesi per prelevare, portare a casa mais o portare a casa soia da altri mercati che non sono i mercati nazionali, e comunque non sono soldi che vanno agli agricoltori, perché oggi agli agricoltori, ripeto, per produrre un litro di latte costa 39 centesimi con un prezzo del 30% in più rispetto all'anno scorso, e quindi oggi le aziende del settore lattiero, se non sono all'interno di cooperative, se non valorizzano il loro prodotto con formaggi DOP e certificati, oggi sono in perdita, e quindi questo dobbiamo cercare oggi invece di proporre, cioè dobbiamo cercare di valorizzare i nostri prodotti e che ci siano pagati in maniera corretta. Chiaro, abbiamo ancora la pubblicità e poi ritorniamo con voi.